La salsa dei funghi invece che facciamo adesso, ho fatto scaldare l'olio d'oliva, ho messo l'aglio all'interno, lo sto facendo rosolare bene, poi lo toglierò, non lo lascio dentro. Una volta imbiondito tolgo e metto i funghi, che tra l'altro devo ancora tagliarne qualcuno, eccoli qua. Rizzi, guarda l'aglio, va là per favore, intanto che taglio i funghi, che così. Allora, tolto l'aglio, dovevi lasciarlo un pochino di più, Franca. Deve proprio diventare... Ma guarda qua che sta prendendo fuoco la padella ancora un po'. Perfetto, dai, togliamolo. Prendi il cucchiaio e facciamo prima. La miseria. Perfetto, così. Quando noi usciamo dallo studio di Alice... Ci corrono dietro i gatti. Perché dopo una giornata di registrazione, insomma, della trasmissione, usciamo da lì che siamo davvero... Abbiamo tutti gli odori possibili e immaginabili. Cuociamo la carne, cuociamo il pesce. Fritto. Friggiamo, Sale e pepe, e li teniamo mescolati. Questa è praticamente una parte della salsa che andrà a condire poi gli spätzle. Fuoco molto alto, mi raccomando, perché sennò poi si ammollano, fanno acqua, invece devono proprio soffriggere bene. Il prezzemolo io lo metto verso la fine, di modo che non prende l'amaro e rimane anche bello verde. La parte invece cremosa di questa, perché c'è una parte di salsa, una parte di crema, una parte croccante. La parte croccante la facciamo fare al prosciutto di San Daniele, perché lo metteremo poi tagliato julienne in forno, di modo che diventa un po' croccante. C'è una parte cremosa che è fatta con una fonduta di montasio, quindi io prendo un altro tegame, allora mettiamo la panna qua nel tegame, quando la panna bolle la lasciamo ridurre un attimo e andiamo a mettere il montasio grattugiato, ovviamente mescolando bene. Come faremo a fare l'impasto degli spaghetti? Come fa? C'è qualcuno qua che li fa? Verdi o gialli? Signora, lei li fa? Normali cosa vuol dire? Uovo, farina e latte e basta. Quindi non con gli spinaci dentro, perché c'è anche la versione verde, insomma, si trovano anche a volte misti. Qua bolle, la lasciamo ridurre un attimo. Invece il montaggio grattugiato era nel frigo. Eccolo qua, perfetto. E andiamo a metterlo tutto così nella panna. Tanto si scioglie questo alla velocità della luce, non è un problema. E teniamo il fuoco in questo momento molto lento, di modo che il formaggio si sciolga bene senza bruciare. Ecco, non fatela molto densa, perché sennò poi la pasta rischia di ammapparsi troppo, invece no, deve essere proprio condita e essere morbida, rimanere morbida. Allora, prosciutto di San Daniele, tagliato sottile. Allora, anche se va tagliato a julienne, e dite, ma sì, ma anche se è tagliato grosso, il prosciutto si taglia così. Poi prepareremo la pastella per il primo. Quando è tagliato così sottile faccio la julienne un po' più larga, di modo che mi rimane anche la fettina. Allora adesso lo dividiamo in 3 teglie. Guardate la consistenza dell'impasto. Mentre voi farina, uovo, latte e un po' di sale. Questa è la consistenza dell'impasto che poi andremo a fare. Allora, l'impasto è pronto. Ho salato l'acqua, ovviamente perdiamo tempo perché sono cose che sono semplici. Appena bolle l'acqua, Rizzi, mettiamo. Poi andremo a condire direttamente gli spätzle, non lo so, spätzle, gli spätzle nelle teglie con la fonduta e i funghi. E mettiamo anche, visto che sono pronti, il prosciutto crudo. Perfetto. L'attrezzo sulla pentola. E facciamo correre avanti e indietro. Perfetto.